La forza del vino è quella di identificarsi col suo territorio e di riuscire a trasmetterlo con i suoi sapori e profumi, potere che porta ad associare il nome del vitigno alla terra di origine. Quando vediamo o pensiamo ad un Canonau, automaticamente lo associamo all'immagine della Sardegna, in particolare a quella del centro, un'identificazione totale che non può essere messa in dubbio o scalfita dalle norme e dalla burocrazia. È quanto scrive in una nota la Coldiretti Sardegna, che chiede alla Regione di intervenire presso il Governo nazionale per spedire al mittente le norme comunitarie, come il regolamento delegato dell'Unione Europea 33 del 2019, che integra il regolamento 1308 del 2013 del Parlamento Europeo, che riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Secondo la Coldiretti si tratta di un attentato alla tipicità e alla distintività dei territori e delle sue produzioni agroalimentari, un'omologazione che non fa bene a nessuno e che mira al principe dei vitigni sardi, il Canonau, il vino di gran lunga più prodotto in Sardegna, al quale è destinato il 27% della superficie coltivata a vite, 7.411 ettari su 27.217, dei quali 4.875 si trovano nella vecchia provincia di Nuoro. Ma sono a rischio anche altri vitigni, il Nuragus di Cagliari, il Nasco, il Semidano e il Girò. Questa battaglia ci deve vedere tutti in prima linea ed uniti, rileva il presidente della Coldiretti Sardegna Battista Qualbu. Sarebbe una sconfitta non solo della viticoltura ma di tutta la Sardegna a vedere i nomi dei nostri vitigni storici in etichette di vini non sardi. Ci appelliamo alla Regione affinché faccia tutti i passaggi formali del caso e batta i pugni sul tavolo in difesa della nostra distintività, consapevole che non si troverà da sola e che avrà il sostegno sicuramente di tutta la Coldiretti e siamo certi di tutto il popolo sardo.